Napoli vuole uscire dall'Inferi e cercare la prima vittoria stagionale con una squadra quasi completamente ricostruita. Scafati, trovato il primo successo con il nuovo allenatore, vuole trovare invece la prima vittoria della storia sul campo partenopeo. Coinvolto anche Zubcic, in post, si gira, alza la parabola, il ferro lo premia, esplode subito il parabarbuto. Cinciarini questa volta con riblocco di Jovanovic, non lo trova la prima volta, lo trova la seconda. Gray da 3 punti, a segno. Cinciarini insiste col palleggio, viene chiuso nel raddoppio, trova Pinkins che trova Jovanovic a schiacciare. Pullen con il suo primo vero attacco del rientro, lui l'eroe della Coppa Italia con la tripla che regalò il trofeo a Napoli, adesso regala quantomeno il suo primo canestro e allora è tornato Jacob Pullen. Cinciarini ad attaccare, blocco e riblocco, lo short roll di Jovanovic che poi fa una grande finta, 2+1 per Nikola Jovanovic. Benjamin Bentil che viene anche raddoppiato da Jovanovic, lo scarico per Totè, extra pass, gran gioco di Napoli che chiude l'azione in modo perfetto con Jacob Pullen. Pullen contro Gray, crea separazione, il tiro da 3 punti, Jacob Pullen. Serie di extra pass per Scafati, alla fine Stewart nell'angolo da 3 punti. Zubcic, De Nicolao. Stiamo difendendo forte, abbiamo le mani su ogni pallone, dobbiamo continuare a fare così anche la seconda metà di partita. Però regala il pallone a Gray, lancio lungo ancora per Pinkins a realizzare la palla allora per il contropiede di Napoli e Wolde Densai spara e segna da 3 punti. Ancora tutto ritmo, Gray può andare fino in fondo con il layup. Treyer nell'angolo, De Nicolao può andare fino in fondo, di forza Giovanni De Nicolao. Stewart per contro Wolde Densai che vuole mettere pressione 1 contro 1, poi riapre per Pinkins dalla media, Cruz Pinkins. Pullen attacca sul fondo, Miaschi che se lo perde, canestro e fallo di Jacob Pullen. Nuovo il blocco dello stesso, poi riapre per Sorokas nell'angolo, Cinciarini, la risposta, poi Totè a schiacciare, che reazione quella bianca-azzurra, Leonardo Totè. De Nicolao, già pronto il time out per Pilot perché De Nicolao va fino in fondo, continua +1+3, +1+3. Grande assist Cinciarini qui per Rob Gray. Gray contro Pullen, vuole il blocco, 7 secondi, l'intercetto quasi di Napoli ma ancora Gray. Vuole provare ad attaccare fino in fondo, ad appoggiare, non vuole rischiare nulla Napoli. Eccolo qui, riceve, sarà affidato a lui il tiro decisivo. Prova a creare separazione da 3 punti Jacob Pullen, il ferro dice no. +1 per Napoli, fa impazzire Pinkins, poi l'assist per Totè, cosa ha fatto Jacob Pullen? Nuovo per Pinkins, rischio di violazione dei passi, Cinciarini da 3 punti per la parità. Pullen ci prova da 3 punti, esplode il parabarbuto, il re di Napoli sta tornando, attacca Gray però rischia di perdere il pallone, ancora Cinciarini che attacca, Enim, Sorokas, di nuovo Cinciarini per la parità a 11 secondi dalla fine.
Pengos, ovviamente la palla a Pullen, di lui c'è Enim, prova ad attaccarlo, fino in fondo, il tap-in vincente di Totè, attira tutti Jacob Pullen, non c'è time out, Sorokas, vince Napoli con Totè, arriva il canestro della vittoria, 96-94. I miss home. This is my home. You hear the crowd? I mean, the team, we did a job today. Everybody got back on the same page, and all it takes is one victory now to keep everything going. I'm just happy that everybody back in the gym.